L'avevo promesso allora e l'abbiamo realizzato in questa manovra economica. 4 miliardi di euro con lo strumento necessario dell'iperammortamento, utilizzabile subito dalle imprese, ma che ha effetti sul bilancio dello Stato negli anni successivi quando abbiamo maggiore capienza fiscale. Il ministro Urso a Mestre per un bilancio dei primi 3 anni di governo Meloni a margine della presentazione dei candidati veneziani di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale Veneto ha anticipato così la nuova transizione 5.0, rispondendo ancora una volta alle critiche degli industriali, aggiungendo inoltre: integra sia quanto faceva Industria 4.0, cioè investimenti in innovazione digitale, sia gli investimenti in innovazione energetica ed ambientale, così che le imprese possano, con un'unica misura, affrontare la duplice transizione, quella digitale e quella ambientale, che necessita di efficientamento energetico per ridurre i consumi e il costo dell'energia. Negli ultimi 3 anni, ha aggiunto poi il ministro, abbiamo tolto il reddito di cittadinanza e abolito il super bonus. Non c'è stata la rivolta sociale, ma 1,2 milioni di nuovi occupati e quelli che avevano il contratto determinato sono stati stabilizzati. Poi un punto sulle crisi aziendali venete. Per quanto riguarda Speedline, nessuno credeva che fosse possibile. Abbiamo ricondotto a ragione la multinazionale che ne aveva approfittato? Sì, ci siamo riusciti e quindi i commissari ora possono finalmente aggiudicare questi impianti così importanti e significativi, questa azienda storica del nostro paese, del nostro Veneto, a chi voglia davvero investire nel rilancio dell'impresa. Per quanto riguarda il caso Coin, molto importante e significativo, abbiamo trovato una soluzione con l'intervento di Invitalia, salvaguardando un'altra azienda storica veneta che oggi ha diverse realtà produttive nel resto del paese.